È stata presentata quest'oggi la terza edizione dell'FVG Pride, in programma questo sabato a Gorizia, un evento che avrà il suo culmine nella marcia in programma nel pomeriggio tra Gorizia e Nova Gorica, dove si susseguiranno nel corso della serata gli interventi dei vari ospiti. Molti gli appuntamenti in calendario già questa settimana, il focus principalmente concentrato sul tema dei diritti. Si tratterà del primo, visto che non abbiamo trovato riferimenti a nessun altro, del primo, la prima parata di un Pride che sorpassa un confine. Allora lo sveleremo tutto completo la stessa giornata, e le coordinate sono che partiremo da qua, da Piazza della Vittoria, e il luogo di arrivo sarà Piazza Europa in Nova Gorica, che è la controparte slovena della Piazza Transalpina. Volevamo avere una scusa per esplorare proprio questa differenza, il fatto che noi stiamo facendo la stessa lotta, entrambe le comunità, tanto la comunità LGBT slovena come la comunità italiana, abbiamo anche diversi riconoscimenti, facciamo la stessa lotta ma siamo in traguardi diversi. La questura slovena ci ha chiesto di richiedere il Green Pass per poter oltrepassare il confine e anche per la zona di arrivo in Piazza Transalpina. Il lato sarà recintato e dovremo ricontrollare comunque che le persone che stiano ad ascoltare i discorsi siano in possesso del Green Pass. La prima stima che abbiamo fatto era attorno a 3.000 persone, ma ovviamente il corso della pandemia e le misure di contenzione cambiano sempre le carte sul tavolo, perciò noi stimiamo, è molto difficile fare una stima, ma calcoliamo che attorno alle 1.000 presenze.